Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, dato che me l'avete chiesto anche in tanti su Instagram, perché spesso faccio vedere io la sera che studio sui libri e ripasso, a volte capita fino alle 2, alle 3 di notte, qualcuno mi ha detto ti invidio tanto per la tua pazienza e per la tua costanza. A me piace tantissimo studiare scacchi e quindi ho deciso di fare questo video per condividere la mia personalissima routine, se la vogliamo chiamare così, di allenamento scacchistico. Attenzione, voglio suddividere bene le due cose, dato che sono un pianista classico e ho passato tutta la mia adolescenza sul pianoforte, 4-5 ore al giorno. In tutti questi anni ho acquisito un metodo e questo stesso metodo poi l'ho trasportato essenzialmente anche negli scacchi. E regola numero uno sul piano e regola numero uno anche sugli scacchi è: giocare non è la stessa cosa di studiare. Idem, suonare il piano non è la stessa cosa di studiare il piano. Sono due cose totalmente differenti. Giocare, io mi metto, gioco blitz 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, ok, qualcosina per carità sempre fa, ma se io utilizzassi quello stesso tempo, un'ora, 2 ore di tempo per studiare scacchi, io avanzerei molto più velocemente. Stessa cosa al piano, io posso mettermi sul piano e suonare le cose che so già fare, ah che belle questi pezzi, sono bellissimi, però non stai progredendo, non stai andando a studiare altri pezzi, non stai facendo scale musicali, non stai facendo tecnica. La stessa cosa è appunto è identica sugli scacchi, quindi voglio mostrarti quello che faccio io normalmente, poi ovviamente delle volte ci sono dei cambiamenti, a volte hai più tempo per studiare, a volte hai meno tempo per studiare, però voglio mostrarti a grandi linee, a grandi spanne, quello che faccio normalmente. Andiamo a vedere. Come primissima cosa, così anche un pochettino per riscaldarmi, ripasso a memoria le aperture che in teoria già conosco abbastanza bene. Quindi in questa prima fase non utilizzo database, non utilizzo computer, non utilizzo telefono, non utilizzo libri, semplicemente un ripasso. Probabilmente non ci sarebbe neanche il bisogno di ripassarle così tutti i giorni, ma mi sento più tranquillo, più sicuro ad avere tutto sempre sotto controllo. Quindi cerco di ripassare le aperture che già so, soprattutto gioco con il nero perché col bianco bene o male qualsiasi cosa fai in apertura va quasi sempre bene. È molto importante invece rispondere molto bene da nero, quindi quando abbiamo un tempo in meno bisogna essere molto precisi e bisogna conoscere tutti i vari trucchetti, le risposte che può fare il nostro avversario, che ci possono dare fastidio, e quindi cerchiamo di partire da qui. Una volta poi ripassato tutto a memoria è il momento di andare nel database. Io ho una sezione studi creata sull'ICES e ho le mie aperture segnate appunto sull'ICES. Perché sull'ICES e non magari su Chessbase o su altre parti? Perché l'ICES, essendo un sito online, io posso accedere dal telefono, da altri dispositivi, e quindi soprattutto quando mi muovo in giro anche per tornei che magari ho solo il telefono, è molto importante riuscire ad accedere anche da lì. Una volta finito il momento delle aperture, è il momento di pensare un pochettino a migliorare dal punto di vista strategico, e non c'è cosa migliore che prendersi un bel libro e leggerselo. Leggersi un libro significa riportare sulla scacchiera, sempre bene farlo sulla scacchiera fisica di dimensioni regolamentari da torneo, perché più il nostro allenamento si avvicina all'ambiente da torneo e più sarà utile. Quindi riportare le mosse del libro, ma non solo riportarle, ma studiarle. Quindi non serve a niente buttare lì 40 mosse prese dal libro sulla scacchiera senza capire, ma ogni tanto fermarsi e cercare di capire che cosa stanno facendo entrambi i colori, perché il bianco sta facendo quella mossa, perché il nero sta facendo quella mossa. Fermarsi a riflettere è molto importante, un pochettino come immedesimandoci magari nei panni del bianco, come se stessimo veramente in torneo. E dopo un po' di conoscenze generali di gioco è bene studiare i finali, in particolare i finali di torre, e questo libro è stato scritto dal nostro grande maestro Andrea Stella, perché tu puoi giocare benissimo un'apertura, benissimo medio gioco, arrivare con un pedone in più, ma se non sai come
portare questo pedone a promozione è molto difficile. Oppure puoi trovarti nei panni del difendente, come in questo caso nei panni del nero, e trovare il modo e la soluzione, e ci sono, per riuscire a pattare le situazioni anche più disperate. Ovviamente non esiste allenamento che si rispetti se non andiamo a inserire la tattica. Gli esercizi di tattica io mi trovo molto comodo a farli online. Prediligo essenzialmente i problemi veloci, quelli che allenano, diciamo, l'occhio, il colpo tattico. Faccio poco quei problemi stradifficili dove devo mettermi a ragionare 10 minuti per mossa, ma prediligo i problemi veloci perché penso che giocare veloce capiterà sempre, anche nelle partite da torneo, quando il tempo sta per scadere, e avere una buona visione e nervi saldi anche con poco tempo credo che sia una delle doti fondamentali per progredire a scacchi. E per concludere poi mi guardo un corso, un videocorso, quindi niente libro, mi godo, è uno studio un pochettino più passivo se vogliamo. In particolare sto finendo di studiarmi il corso Un pedone, sempre di Andrea Stella, dove ci mette in guardia da tutti i trucchi e trucchetti che ci può fare il nostro avversario, e soprattutto avversari ai nostri livelli, quindi a livelli normali, giocano talvolta gambetti e aperture dubbie, ed è molto importante sapere come riuscire a confutarle sin da subito. Ed eccoci arrivati alla fine. Spero che questo video ti sia piaciuto. Tutto ciò che hai trovato all'interno di questo video, quindi libri che utilizzo, corsi che seguo, eccetera, trovi sempre tutto il link in descrizione affinché tu possa anche tu avere gli stessi strumenti di allenamento. Fammi sapere tu invece come organizzi il tuo allenamento, se lo hai strutturato, se lo devi ancora strutturare, con un commento qui sotto che sarò lietissimo di leggere. Ti ringrazio per la visione e a presto. Ciao!